E sono 23 i libri di Basilio Borgo, il tifoso scrittore di Casteltermini, che racconta con dovizia di particolari i campionati di calcio che riguardano direttamente o indirettamente l'Acragas. Partite ed episodi che Borgo ricorda come se fossero avvenuti ieri. Li racconta e li documenta con la sua arte grafica che appassiona i lettori. Il libro, che porta il numero 23, è stato presentato al Circolo Empedocleo. Parla della promozione della Casertana in Serie B. Si tratta di un libro che Basilio Borgo aveva scritto da qualche mese e che sabato scorso ad Agrigento ha visto la luce. Adesso c'è attesa per il numero 24. Borgo è un tifoso bianconero con la Juve e l'Acragas nel cuore, ma a differenza della Juve, che gli assicura continue soddisfazioni, l'Acragas gli ha procurato una delusione difficile da smaltire, difficile per tutti i tifosi di Agrigento. Questo libro me lo ero un po' dimenticato perché l'ho fatto 7 mesi fa, in attesa, diciamo, che dovevo contattare una giornalista di Caserta, che finalmente l'abbiamo contattata. Quindi, però il discorso è questo parla della promozione della Casertana in Serie B, l'unica che mi ricordo io quando conosco queste squadre, e poi contemporaneamente l'Agrigas quell'anno in Serie D arrivò seconda dietro Lenna. Purtroppo non abbiamo vinto il campionato per 3 punti, che Lenna fu più fortunata di noi perché ha vinto lo scontro diretto al ritorno 2-0, però in effetti lo scontro diretto già c'era stato qualche settimana prima, però l'Agrigas vinceva 1-0 e fu sospeso dalla nebbia, mentre all'andata noi abbiamo fatto 0-0 all'Esseneto con un rigore mancato da Nardo al 90esimo. E allora, questo libro volevo ricordare questo episodio della Casertana che vinse il campionato, l'unico che ha fatto in Serie B, anche perché l'anno prima l'aveva anche vinto, solo che si riscontrò in estate un illecito, per cui ci fu, diciamo, disordine a Caserta, anche nella Reggia, insomma è ricordato così, il 68-69, questo è il 69-70.